giunge alla sua seconda edizione l'analisi economica e monitoraggio nei settori alimentazione, ICT e trasporti nell'artigianato provinciale di Venezia. Il titolo che viene dato a questa analisi, che giunge alla sua seconda edizione, è Il valore dell'artigianato in tempo di crisi. Perché? Perché si indagano le imprese per capire chi ha evoluto in questi 7-8 anni di crisi economica in maniera positiva, chi invece ha avuto difficoltà. Individuare gli archetipi, le caratteristiche che hanno reso possibile lavorare bene e invece quali sono i difetti da evitare, in modo tale che le organizzazioni, poi Confartigianato, CNA, Casartigiani, che sono i mandatari di questa indagine finanziata dall'ente bilaterale della Camera di Commercio di Venezia, individuino le azioni future da poter mettere in campo per aiutare le imprese che sono in difficoltà a emergere e sfruttare le caratteristiche di chi nel loro stesso settore invece ha lavorato meglio e ha avuto più successo. La presentazione dei dati viene fatta in collaborazione con l'Università di Venezia, che è stata incaricata di realizzare la ricerca. Mentre nei settori che abbiamo analizzato in precedenza c'era un problema di visione strategica e abbiamo rilevato molto pessimismo e molta sfiducia da parte degli imprenditori, in questo caso gli imprenditori ci sono sembrati più ottimisti. Bisogna considerare anche che 2 dei 3 settori che abbiamo analizzato hanno riportato dal periodo della crisi, dal prima del periodo della crisi a oggi, delle performance positive. L'andamento dei settori è positivo, quindi si nota una situazione diversa. Quello che è emerso comunque in particolare è stata una situazione che è sono dei risultati che sono estendibili a tutti i settori che abbiamo analizzato e in particolare riguardano alcuni elementi che sono risultati in correlazione con l'aumento del fatturato nelle imprese. Le imprese che hanno il fatturato in aumento di più rispetto alla media sono quelle che hanno investito in questo periodo in formazione per i dipendenti e per il titolare, spesso anche informazione non strettamente collegata alle attività produttive e alle competenze di tipo tecnico, ma informazione più soft, ad esempio in tecniche di vendita, in soft skills e così via. Altro fattore che è risultato strettamente correlato all'aumento di fatturato è l'utilizzo del web a fini sia di business che di promozione dell'attività dell'impresa. Le imprese che si sono dimostrate più proattive su questi temi sono quelle che hanno riportato performance migliori. Altro fattore che è risultato positivo ai fini dell'aumento del fatturato è stato l'accesso al credito, quindi le aziende che hanno disponibilità di credito per effettuare investimenti hanno avuto delle performance migliori. Un fattore invece che quasi a sorpresa è risultato correlato negativamente con l'aumento del fatturato è l'investimento in macchinari. In particolare chi ha dimostrato di investire soprattutto in macchinari e in tecnologia ha riportato delle performance che sono allineate a quelle della media di tutte le aziende analizzate. Quindi sembra che l'investimento in tecnologia non sia uno dei fattori che mi permette davvero di generare un vantaggio competitivo rispetto alle altre aziende. Si parla molto di industria 4.0, quindi di digitalizzazione, accesso a internet, eccetera. In realtà 2 dei 3 settori dovrebbero essere vocati ICT e alimentazione, con tutte le app che esistono sotto questo aspetto. In realtà invece sembra che l'artigianato sotto questo punto di vista sia ancora un po' indietro. Sì, abbiamo rilevato che è abbastanza indietro. Basti pensare ad esempio che il 62% delle aziende intervistate per la propria comunicazione si affida solo al passaparola dei clienti. Nel 13% dei casi invece le aziende non effettuano alcuna attività di comunicazione. Se pensiamo che siamo nell'era di internet e della digitalizzazione, consideriamo ad esempio che le aziende del settore ICT e comunicazione sono quelle che hanno un andamento più positivo tra tutti i settori analizzati, perché l'andamento è in crescita del 13% dal 2009, quindi questo è un ulteriore elemento che riprova che siamo in un'epoca caratterizzata da questo. Le aziende non si sono dimostrate sempre propense ad investire comunque nel digitale, nella comunicazione e in questo tipo di interventi. Sarebbe interessante strutturare delle attività di sostegno specifiche per investire, per supportare le aziende nell'investimento in questi temi. Spesso gli imprenditori se ne rendono conto ma non hanno gli strumenti operativi per affrontare questo.
Il mondo dell'alimentazione ha vissuto negli ultimi anni una crisi abbastanza forte dovuta a un insieme di fattori esterni che non c'entrano con le nostre aziende vere e proprie, ma che c'entrano con le dinamiche che la politica nazionale ha portato avanti, e cioè la grande distribuzione e queste cose. Questo ci ha molto penalizzato. Noi abbiamo investito fondamentalmente sui nostri compagni di lavoro, perché i nostri dipendenti non sono dei dipendenti, sono i nostri compagni di lavoro, visto che ci lavoriamo tutti i giorni assieme e molte ore. E ovviamente sulla clientela. Sulla clientela abbiamo investito su due fronti. Uno per quanto riguarda la spiegazione dei prodotti, fare un po' di scuola, perché c'è tantissima confusione. Le nuove tecnologie hanno dato un'apertura globale sulla conoscenza, dove tutti possono conoscere tutto, però molto spesso è una conoscenza molto parziale e anche alle volte molto errata. Quindi noi stiamo investendo su questo, cioè quindi far conoscere i prodotti, far conoscere le nostre verità sotto un certo aspetto alla clientela, e questo ci sta molto premiando. Il settore è relativamente in recupero, questo anche a fronte del fatto di lavorare con un certo tipo di qualità, cosa che in altre strutture, in altri ambienti ovviamente non si può trovare. Molto spesso le organizzazioni di categoria corrono il rischio di essere più indietro rispetto alle aziende stesse. Qual è il segreto? È quello di cambiare modo di ascoltare le aziende, di ascoltare le imprese. Bisogna cambiare orecchi, cambiare linguaggi, perché i linguaggi sono cambiati. Questo è il tema di fondo. Fare questo significa percorrere altri crinali, altri territori, e questi sono i territori nuovi con cui dobbiamo confrontarci. E questa è anche la dimostrazione che diciamo, è il secondo anno che facciamo questa esperienza con settori, speriamo che ce ne sia anche un terzo anno, perché qui agganciato poi a questo nuovo ascolto ci sono i temi, che sono i temi che poi noi dobbiamo portare avanti e devono essere i fulcri della politica per la piccola impresa. Momenti di condivisione di un'analisi e di una proposta di lavoro comune delle associazioni sui temi che hanno al centro appunto questo elemento, cioè i bisogni delle imprese, sono fondamentali, io credo, e l'ente bilaterale da cui poi è partita questa il finanziamento di questo lavoro, di questo ciclo di lavori, aiutato anche dalla Camera di Commercio, che guarda caso è la casa delle imprese ed è governata dai rappresentanti delle imprese, lo deve far valutare non come mostri ma come enti di servizio che hanno un ruolo importante per le imprese e dalle imprese. In questo caso, con queste ricerche che noi abbiamo commissionato, non dimenticate sulla parte migliore di un settore, ci confermano quali sono gli elementi di successo di queste migliori imprese che devono essere il faro per il lavoro e anche la convinzione che devono avere le altre imprese di seguire dei passaggi fondamentali e degli impegni e degli investimenti fondamentali senza i quali non si va avanti.